Dice così la parola di Dio. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio ai santi che sono in Efeso e ai fedeli in Cristo Gesù, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia, che ci ha concesse nel suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo predestinati, secondo il proposito di colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della propria volontà, per essere a lode e gloria e lode della sua gloria. Noi che per primi abbiamo sperato in Cristo, in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Preghiamo che il Signore possa parlarci questa mattina attraverso questo bellissimo testo. Signore, in questo momento noi entriamo nella Tua presenza, abbiamo cantato, Signore, abbiamo condiviso un po' della nostra fratellanza, ma adesso, Signore, vogliamo chiederti che Tu possa parlare ai nostri cuori, Signore, toccarci nel profondo della nostra anima. Noi abbiamo bisogno di una direzione da parte Tua per le nostre vite. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Io comincerò questa meditazione con una frase che ha detto un famoso predicatore alcuni anni fa, no? E questa frase mi ha colpito molto, perché lui ha detto: noi passiamo la nostra vita da credenti tentando di formare delle barriere tra noi e il nostro Dio. E come ha giustificato questa frase? Lui ha detto: noi non conosciamo esattamente chi è il nostro Dio. Il nostro Dio è talmente grande, il nostro Dio è talmente buono, il nostro Dio è talmente misericordioso, e noi abbiamo un'immagine così piccola del nostro Dio, no? Così misera del nostro Dio, che noi continuiamo a crearci delle barriere con Lui, perché abbiamo paura che Dio sia come i nostri padri, sia come i nostri fratelli, siano come gli uomini che noi conosciamo sulla nostra strada ogni giorno. Quindi noi non è che pensiamo nella nostra vita che noi siamo stati fatti immagine e somiglianza di Dio, ma noi cambiamo in qualche modo la direzione di questa verità, dicendo che Dio è uguale al nostro modo di pensare, ma Dio è completamente diverso da quello che noi pensiamo. Dio è il Dio rivelato nella parola di Dio. Il Dio è un Dio misericordioso, un Dio buono, un Dio giusto, che noi abbiamo e che non conosciamo nella profondità. Paolo sta affrontando un tema con gli Efesini che è un tema molto serio. Io penso che questo sia uno dei più grossi problemi che Paolo ha affrontato. Non so se ti è mai capitato di entrare nella chiesa, sederti nella chiesa, partecipare al culto, pregare, cantare, ma non sentirti parte di qualcosa.
no? Sentirti lì come qualcuno che è in prestito, ok? E l'Apostolo Paolo stava affrontando questo problema con gli Efesini. Gli Efesini erano un popolo che si era convertito dagli idoli a Dio, ma non si sentiva parte del piano di Dio, non si sentiva, diciamo così, in comunicazione diretta con Dio. Perché? Perché c'erano anche gli ebrei in quella chiesa, no? E gli ebrei, che erano dei religiosi, avevano questo atteggiamento, no? Formale, che pareva che fossero dei super spirituali, e gli Efesini si sentivano inferiori. E verso la fine di questo testo che noi abbiamo letto, l'Apostolo Paolo dice: anche voi fate parte di questo programma da parte di Dio, anche voi fate parte del piano di Dio, anche le vostre vite sono preziose per Dio, quindi sentitevi parte di questo piano per Dio. E questo testo che noi abbiamo letto, a mio avviso, rappresenta tutte le barriere umane che noi facciamo dentro nel nostro cuore, perché noi non conosciamo Dio esattamente come Dio è. E quando io penso a Dio, fratelli, non so tu, ma io quando penso a Dio, penso a Gesù. Gesù è l'esatta immagine di quello che Dio è. Gesù era in mezzo alle persone semplici, Gesù andava dai poveri, Gesù andava dagli ammalati, Gesù andava dalle persone che avevano bisogno. E fratelli, Dio è questo. Tante volte noi ci mettiamo in ginocchio e preghiamo Dio, e una domanda che io faccio spesso quando io predico, dico: qual è l'immagine del volto di Dio quando tu vai a incontrarlo? Com'è l'immagine del volto di Dio nella tua mente e nel tuo cuore? A volte noi riflettiamo il volto di Dio attraverso il volto dei nostri genitori, no? Io non so che genitore hai avuto tu, io ho avuto un genitore severo, grazie a Dio che era severo, perché per tante cose mi ha fatto molto bene, ma tante volte quando io vado a pregare il Signore mi metto in ginocchio e dico: Signore, ma tu hai la faccia di mio papà. E Dio non è severo così. Dio è giusto, ma Dio è anche buono. Dio è misericordioso. Dio è tutte quelle caratteristiche che noi sogniamo in un genitore. È la perfezione del genitore. E questo testo biblico ci dice che cosa Dio è per noi, ma soprattutto che cosa Dio ha fatto per noi. E la prima cosa che noi, stamattina parleremo del sigillo dello Spirito Santo, è l'ultimo sermone che noi faremo sullo Spirito Santo in questo mese, ok? E la prima verità che noi troviamo scritta qua nel versetto numero 3 dice che Dio ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Dio ci ha benedetti. Che cosa vuol dire la parola benedetti? Vuol dire bene. Dio dice bene di noi. Dio parla bene di noi, Dio pensa bene di noi, Dio ama noi per quello che siamo e non per quello che in realtà noi dovremmo essere. E finché non capiamo questa grande verità che c'è scritta nella parola di Dio, Dio ci ama esattamente come noi siamo, perché noi amiamo, fratelli, di un amore condizionale, è vero o no? Noi amiamo la nostra moglie e i nostri mariti soltanto se fanno quello che noi diciamo o dicono quello che noi vogliamo, e amiamo i nostri figli esattamente nel momento in cui loro fanno esattamente quello che noi pensiamo e che sia giusto fare. Ma fratelli, i problemi vengono quando le persone vicino a noi fanno esattamente il contrario di quello che noi vorremmo. E io mi dico: ma quante volte noi abbiamo fatto così con Dio? Quante volte noi abbiamo fatto così con Dio? Io penso che quando Dio pensa a noi, pensa così, e noi siamo qua. Ma Dio dice che nonostante questo, prima che il mondo esistesse, Dio ci guarda e dice: io ti voglio benedire di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. È come se io e te avessimo una grande cassaforte in casa, ok? Una grande cassaforte che è aperta, senza combinazione, e Dio dice: vai lì, prendi tutte le ricchezze di cui hai bisogno su questa terra, che non si tratta di ricchezze materiali, si tratta di ricchezze spirituali, si tratta di una vita integra, si tratta di una vita piena, di una vita soddisfacente, fratelli. E Dio dice: io ti ho benedetto di ogni benedizione spirituale in Cristo. E c'è un'immagine molto bella, no? Che io, insomma, è un po', diciamo così, terrena, no? Come immagine, però rende bene l'idea. Io penso che quando entrerò nel cielo, entrerò in un grande supermercato, ok? Il Signore mi darà il mio carrellino della spesa, io passerò per le corsie di questo supermercato, ok? E arriverò alla cassa col carrello pieno, ok?
E la cassa ovviamente non ci sarà da pagare il biglietto. Ma il Signore mi dirà in quel momento: perché non hai preso anche questo, quest'altro, quello lì, quello là? Signore, ma non ci stava più niente nel carrello. Ma sai una cosa? Quelle cose erano riservate per te, tu non hai preso il carrello giusto. Noi passiamo per questa terra, fratelli, col carrello sbagliato. Noi vogliamo riempire il nostro carrellino di benedizioni materiali, di benedizioni temporali, ma la realtà delle cose è che Dio ha riservato per noi tante benedizioni spirituali nei luoghi celesti in Cristo che noi neanche ci immaginiamo. C'è una promessa nel Vecchio Testamento, non so se ti ricordi. Oggi parleremo di un argomento di cui io parlo raramente nelle mie prediche: la decima. Il Signore dice: portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia cibo nella mia casa, e io riverserò su di voi tante benedizioni che non saprete più dove metterle. Hai mai provato a fare questo col Signore? Hai mai provato a portare la decima alla casa del tesoro? Io non conosco ultimamente quali sono le entrate della Chiesa, però ti dico, quando noi obbediamo a questa chiamata del Signore, noi riceviamo tante di quelle benedizioni nei luoghi celesti in Cristo. Fratelli, allora, vi racconto questa mia piccola esperienza, ok? Voi sapete che io mi sto spostando da Mantova a Treviso e ho realizzato che è molto più facile andare all'estero che non spostarsi da una città italiana all'altra, ok? Perché gli italiani sono specialisti in burocrazia, specialisti. Io devo comprare una casa da una parte e vendere la casa dall'altra, gente. Allora io spendo il 70% del mio tempo con burocrazia, ok? E ho detto: Signore, guarda, fino ad oggi io non ho una busta paga, per spostarmi da una parte all'altra mi serve un piccolo mutuo, ok? Ma piccolo, non tanto, però io so che in Italia c'è un problema, perché se tu non hai una busta paga tu non puoi avere nessun mutuo, nessun prestito. Fratelli, la sorella Lucia mi ha presentato la direttrice di una banca, ok? Mi ha detto: prova con questa mia amica a parlare, vediamo cosa lei ti dice. Gente, io sono entrato, questa signora mi ha guardato e mi ha detto: io mi espongo per lei perché lei è una persona che veramente merita. Ho detto: sì, che caspita, non mi conosce neanche. Non mi conosce neanche. Fratelli, in una settimana io ho avuto un mutuo senza avere una busta paga. Sapete perché? Perché nel mio cuore io ho deciso di essere fedele al Signore. Quando noi facciamo un passo verso Dio, Dio ci benedice di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Non è solo per me, è per te. Perché se noi ci occupiamo delle cose di Dio, registra bene questa frase, se noi ci occupiamo delle cose di Dio su questa terra, Dio si occupa delle nostre. E Dio dice: io aprirò le caterate del cielo e verserò su di voi tante benedizioni che non saprete più dove metterle. Non conosco persona più benedetta di Abramo. Ti ricordi di Abramo? Lui dice: esci dal tuo paese, io benedirò chi ti benedirà, maledirò chi ti maledirà, e ogni volta che tu metterai il piede sulla terra, quella terra sarà tua. Gente, nel mondo spirituale è così. Quando tu cominci a camminare con Dio in fedeltà e a dare al Signore tutto del tuo meglio, tu metti il piede e il Signore ti dice: quella terra è tua. Giovedì sera io e il pastore Caio siamo andati in un piccolo gruppo di credenti a Verona, dove c'è anche il mio fratello biologico, condiviso con voi domenica scorsa, no? E la cosa che mi ha spaventato subito, spaventato tra virgolette positivamente, è che nella stanza eravamo in 12. Ho detto: Signore, che numero! E Dio vuole fare qualcosa lì, e loro stanno dando il loro assenso per cominciare un lavoro battista a Verona. Alcuni anni fa, il Signore mi ha ricordato, alcuni anni fa, che io ho fatto una preghiera: Signore, mi piacerebbe tanto lavorare con mio fratello. Gente, il Signore ci prende sul serio. Quando noi facciamo le cose per la gloria di Dio e mettiamo un piede nel mondo spirituale e cominciamo a sognare con Dio, dice ok, facciamolo davvero. Noi non abbiamo idea
idea del valore che noi abbiamo per il Signore. Lui ci benedice di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Tu vuoi questo? Ma ti devi occupare delle cose di Dio. Se tu non ti senti partecipe del piano di Dio per la tua vita, è perché ancora non hai capito che Dio ti vuole benedire grandemente e darti abbondanza di ricchezze spirituali. È per te ed è per me, è per noi. Non sentiamoci esclusi dai piani di Dio. Ma il Signore dice anche che noi, a versetto 5, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli. E qua l'Apostolo Paolo è un furbetto, ok? Perché lui quando diceva le cose e registrava le cose, le diceva con conoscenza di causa. Sapete che l'Apostolo Paolo era un cittadino romano, ok? E presso i romani i figli adottivi erano dei figli diversi e particolari rispetto anche ai figli biologici. Tu sai che una famiglia romana, se voleva adottare un figlio, doveva presentarsi davanti a un giudice, aveva bisogno di 7 testimoni, ok? 7 testimoni. Il giudice redigeva un contratto, arrotolava questa pergamena e sopra questo contratto ci mettevano 7 timbri che erano i 7 sigilli, ok? Sapete che un figlio biologico nelle famiglie romane si poteva rinnegare, i figli adottivi non si potevano più rinnegare. E quando Paolo dice che noi siamo figli adottivi in Cristo Gesù, vuol dire che tu hai, caro mio, hai un documento nelle tue mani con 7 sigilli che il Signore dice questo qua appartiene a me. Lo sai che la tua anima appartiene al Signore? Lo sai che la tua anima è preziosa per il Signore? Se tu non ti senti parte del piano di Dio, come gli Efesini non si sentivano parte, perché ancora non hai capito il valore della tua anima. Noi fratelli riempiamo la nostra testa di questioni terrene e se io non sbaglio anche l'Apostolo Paolo in un'altra lettera a Timoteo, che era un pastore giovane della Chiesa, dice: uno che va alla guerra non si preoccupa delle cose di questa terra, non si preoccupa delle cose di questa terra. C'è un privilegio che noi pastori abbiamo, ok? Che è quello di entrare nelle case di tutti. E io sono una persona molto osservatrice, ok? Chi mi conosce un po', la prima cosa che io faccio, vado nelle biblioteche a vedere i libri che la persona legge. Ma dopo comincio a osservare anche dettagli, no, particolari. E se io non sbaglio, non c'è nessuno di noi che non abbia un bel divano comodo, vero? Chi manca il divano in casa? C'è qualcuno che manca il divano? Rossella, non fare così. Chi manca la televisione? Una? Ok? Per scelta? Sì, per scelta, non perché mancano soldi. Chi manca la macchina? Chi manca uno stipendio? Chi manca una casa o delle coperte calde? Perché ci preoccupiamo di cose terrene, gente? Voi pensate che Dio non si preoccupi per questo? La parola di Dio ci dice che il Signore ha vestito i gigli dei campi con dei vestiti più belli del re Salomone. E quando io penso a questo, Signore, dico: ma io ho più valore di un giglio? Non c'è un cappello del mio capo che non cada che tu non lo sappia. Ma noi arriva la bolletta a casa, né? Ah, Signore, adesso come faccio, Signore? 2 settimane fa, quando abbiamo cominciato a parlare di questa famosa missione a Verona, a casa mia è successo di tutto, ok? Di tutto. Allora, la macchina non si accendeva più. Mia moglie è cominciata a stare male, i miei figli hanno cominciato a diventare nervosi, non si sa per quale motivo. Ho detto: Signore, se devo andare anche a aggiustare la macchina adesso è un problema, ok? Quindi vado dal meccanico, faccio vedere che non si avviava più, si avviava una volta ogni 10, arrivo dal meccanico, lui collega il suo computerino, comincia a fare l'analisi, questa macchina non ha niente.
e prova, riprova, collega di nuovo il computer non va bene, prova un altro computer, ricollega, non ha niente questa macchina, fratelli. Allora, ho detto, Signore, io non ho soldi per aggiustare questa macchina. Sintesi, esco dal meccanico, il meccanico mi ha detto, questa macchina non ha niente, gente, non ha più avuto niente fino ad oggi. Io non so, a volte dico che la mia macchina va avanti a Spirito Santo, non a benzina. Ma è così, quando noi non abbiamo possibilità e quando il Signore sa che noi non possiamo, il Signore non ci dà prove più grandi di quello che noi possiamo superare. È scritto qua, fratelli, è scritto qua, è scritto qua. Ed è per me ed è per te. Non ti senti parte del piano di Dio, è perché probabilmente non hai ancora capito che noi siamo figli di un padre che provvede per le necessità dei propri figli. Lui provvede per tutto, lui provvede per le cose materiali. E gente, Treviso è una città ricca, vi assicuro che è una città ricca, non ci manca niente qua. E quando Dio dice, siete adottati, siete miei figli, non preoccupatevi delle cose materiali, perché io sono nel controllo. C'è un'altra realtà bellissima che dice, versetto 7, in lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue e il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Sai cosa vuol dire la parola perdono nella lingua greca? Liberazione, ok? Liberazione. Tutti noi abbiamo un passato. Chi ha un passato da non credente qua? Alzi la mano per favore. Adesso ti chiedo, e chiedo molta sincerità, chi di voi insieme a me, perché io mi ci metto per primo, ha combinato di cotte e di crude? Ok, questa parte qua è un po' reazionaria, ok? Questi sono i bravi della classe, quelli primi, no? Qua di qua ci sono gli onesti. Chi di noi rifaccio la domanda, chi di noi ha combinato di cotte e di crude? Un po' di più, ok. C'è lo Spirito Santo ha già cominciato a lavorare. Fratelli, quando noi entriamo nel mondo spirituale e combiniamo di cotte e di crude, sapete cosa il diavolo fa? Comincia a mettere delle catene ai nostri polsi, ok? Di tutti i tipi. C'è chi è viziato con pornografia, c'è chi è viziato con bugia, c'è chi è viziato con soldi, c'è chi è viziato con cose materiali, c'è chi è viziato con pettegolezzo, eccetera, eccetera, eccetera. E il diavolo comincia ogni giorno di più, quando noi facciamo queste cose qua, a mettere delle catene ai nostri polsi e noi piano piano nel mondo spirituale cominciamo a rallentare e a bloccarci. E quando noi non ci sentiamo parte del piano di Dio è perché abbiamo un passato che non è risolto. Ma il Signore ci sta dicendo qua che noi siamo stati redenti e perdonati. Sapete cosa vuol dire l'altra parola bella, redenti? Rivendicati come diritto di proprietà. Il Signore Gesù, fratelli, quando è andato nella presenza del Padre dopo che è morto sulla croce, sai cosa ha detto? Questo qua sono miei. Io li ho guadagnati col mio sangue. Tu appartieni a Cristo, caro. Tu sei proprietà di Gesù personale, e quando noi leggiamo in questo testo biblico che Dio ha messo il suo sigillo su di noi, sapete che cos'è il sigillo, no? Il sigillo è diritto di proprietà. Quando un re nell'antichità voleva una proprietà, andava lì col sigillo, metteva il suo sigillo su un pezzo di argilla e diceva: questa è mia, diritto inviolabile, nessuno lo può toccare. E quando il Signore ci dice che noi siamo come la pupilla del suo occhio, gente, ma vi rendete conto cosa Dio dice di noi? Dice: tu sei la parte più delicata del corpo umano, tu sei mio, io ti proteggo. Questa lettera che il Signore ha spedito nell'eternità c'è dentro il nostro nome e Lui è capace di conservarlo fino a che noi saremo con Lui là. Ma noi a volte non capiamo che questa liberazione è già avvenuta nel mondo spirituale. Ti ricordi quando Satana è andato da Dio in persona a dire: vedi quello là, Giobbe? Quello là, mettigli una malattia, vediamo cosa succede. Vedi se non ti rinnega in faccia.
Ha rinnegato Gesù? Ha rinnegato il Signore, Giobbe? Ha brontolato, si è lamentato, ha detto Signore non sarebbe meglio che non fossi mai nato, ma ha rinnegato il Signore? Sai perché non ha rinnegato il Signore? Perché lui era proprietà personale del Signore e tu sei proprietà personale del Signore, tu sei una proprietà particolare del Signore e il Signore ci dice in Isaia che se noi anche passiamo attraverso il fuoco noi non saremo bruciati, se passiamo sopra le acque non annegheremo. Perché? Perché il Signore è con noi, perché noi siamo proprietà particolare del Signore. Sai perché tante volte noi non riusciamo a sentirci parte del piano di Dio? Semplicemente per un motivo, perché noi non abbiamo capito quanto valiamo per Lui. E tu hai un valore enorme per il Signore, molto grande. Quanto valgo? Risposta: tanto quanto il sangue di Gesù. Quanto è prezioso il sangue di Gesù per te? La tua vita vale quanto il sangue di Cristo. Guarda quanto tu vali per il Signore. Dice la parola di Dio che noi siamo stati sigillati, infine. Dice così: in Lui voi pure, versetto 13, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Ci sono due condizioni perché noi riceviamo questo sigillo e tutte queste benedizioni che abbiamo letto e studiato fino ad oggi, fino adesso. Lui dice che in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità e aver creduto. Il nostro problema, fratelli, tante volte è ascoltare quello che Dio pensa, vero o no? Perché quando Dio parla di quello che pensa, noi abbiamo un problema, perché Lui ci fa una radiografia spirituale, no? E Lui sa esattamente quello che noi abbiamo dentro di noi. E lo Spirito Santo viene e ci dice: c'è questo che non funziona. Ti ricordi? E questo testo mi piace tantissimo. Ti ricordi quando Davide aveva peccato, aveva adulterato, aveva ucciso? Lui era lì bello bello, no? Che faceva la farfallina, la borboletta, né? In portoghese si dice. Faceva la farfallina, andava avanti, indietro, amministrava la giustizia, tutto tranquillo, ok? E arriva lì un profeta che si chiamava Natan, un profeta qualsiasi, picchia sulla spalla e dice: ho una storiella da raccontarti. Sai, c'era un pastore che aveva 1000 pecore e ce n'era un altro che ne aveva una sola. Ma sai, il pastore che aveva 1000 pecore cosa fa? Uccide il pastore che aveva una pecora sola, prende la pecora e la mette nel suo gregge. Ah, questo pastore merita la morte. Tu sei quel pastore lì. A volte Dio viene da noi, ci picchia sulla spalla e dice: tu hai fatto questo. Fratelli, vi posso dire un segreto? Sai cos'è che ci libera finalmente dalla paura di essere giudicati da Dio? Una cosa che è straordinaria, ma che è difficile da fare e da dire: la verità. Quando noi ci apriamo totalmente alla verità di Dio e diciamo quello che noi siamo e quello che noi proviamo dentro di noi, Dio ci libera in modo completo, perché ascoltare quello che Dio dice di noi è il primo passo per la libertà. Ma c'è un altro secondo passo, che è quello di credere. Una domanda che ho fatto ieri sera nel gruppo dove abbiamo studiato la parola di Dio a Belluno: secondo voi Satana crede? Sì o no? Sì, Satana crede, ma trema. Credere vuol dire, fratelli, non solo sentire quello che Dio ha da dirci a riguardo della nostra vita, ma cominciare a permettergli di controllare la nostra vita. Gesù è venuto per darci vita eterna. Noi, la verità è che siamo destinati a che cosa? All'inferno.
A volte io guardo le facce delle persone, no? E mi chiedo, Signore, quanti di noi, quando Gesù tornerà, verranno con te? Perché è questo che dice la parola di Dio. E se noi prendiamo letteralmente questo testo che dice Gesù, nel capitolo 25 di Matteo, dice che uno sarà preso e l'altro lasciato. Uno sarà preso e l'altro lasciato. Quindi 50% nella testa di Gesù resterà qua sulla terra. Vi rendete conto? I credenti, tra virgolette. Ma io dico, Signore, basta che noi ci apriamo a credere in te veramente fino in fondo e noi potremo avere la libertà di essere sicuri di essere con te per l'eternità. Ci vuole così poco, ma lo dobbiamo prima ascoltare e poi credere. Credere vuol dire che ricevere Cristo dentro di noi, permettergli di cambiare la nostra vita. Essere credenti, lascia che io ti dica l'ultima cosa. Essere credenti oggi, secondo la parola di Dio, non vuol dire leggere la Bibbia, non vuol dire pregare, non vuol dire cantare, non vuol dire partecipare di un culto, non vuol dire partecipare di un gruppo di studio, non vuol dire niente di tutto questo. Credere significa permettere a Cristo di cambiare la nostra vita in modo radicale. Chi ha il Figlio di Dio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Chi ha il Figlio di Dio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. E quando Gesù dice che io ho messo il mio sigillo su di voi, questo significa che io ho la vita eterna in Cristo Gesù, ma io devo permettergli di entrare in me e di cambiare tutto in modo radicale. Ultima domanda che io ti faccio stamattina. Da quando ti sei convertito, la tua vita è cambiata? Da quando tu hai ricevuto Gesù, tu senti che Lui ha messo il suo sigillo su di te, di appartenenza, ha messo il suo timbro. Se è cambiato qualcosa, significa che sei sulla strada giusta. Se non è cambiato niente, pensa a quello che il Signore riserva per te. È qua per dirti, io ti amo, voglio mettere il mio sigillo su di te, voglio che tu mi appartenga, ma tu devi aprire il tuo cuore per fare questo. Non rimanere lì, fuori dal mio piano, perché Dio ha un piano meraviglioso per ciascuno di noi. Apriamogli le porte in modo che Lui agisca. Amen? Vogliamo pregare insieme? Chiedo alla Chiesa di pregare in questo momento. Pensando a quello che Gesù ha fatto per ciascuno di noi. Lui, attraverso il suo sacrificio, attraverso il suo sangue, ha aperto una possibilità di salvezza per tutti noi. Salvezza vuol dire eternità insieme a Cristo, gioia totale, pace totale, soddisfazione totale. Tutto quello che tu hai cercato in tutta la tua vita e che senti che manca nella bocca del tuo stomaco è un pezzo del puzzle della tua vita che si chiama Dio, Gesù Cristo, il Signore. Un grande filosofo una volta ha detto questa seguente frase: nel cuore dell'uomo c'è un buco a forma di Dio. Solo Dio può riempirlo. Dio anela, vuole con tutto se stesso mettere il suo sigillo su di te, mettere la sua proprietà particolare sulla tua anima. Lui vuole darti tutto quello che è riservato nei cieli. Noi siamo benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, ma noi dobbiamo aprire il nostro cuore a questa verità. Signore, tu conosci le anime delle persone che sono qui.
Tu sai, Signore, quali sono le loro necessità, come le mie. Io ti prego in questo momento, Signore, che chi ha creato una barriera con te, che ancora non riesce, Signore, a donare completamente la propria anima a te. Forse qualche mio fratello, Signore, che ancora non ha afferrato questa grande verità, Signore, nella parola di Dio, che tu ci hai rivendicato come diritto di proprietà. Io ti chiedo che tu possa parlargli questa mattina e che le barriere possano cadere nel nome di Gesù. Signore, se c'è qualcuno che ancora non ti conosce di persona, che sta interessandosi, che forse ancora non ha aperto completamente la porta del cuore alla verità della tua parola, Signore, io ti chiedo di aiutarlo ad aprire quella porta. Aiutalo, Signore, perché io so che nel mondo spirituale ci sono delle catene, Signore, che devono essere spezzate. Ti prego di spezzarle nel nome di Gesù, perché il nemico, il diavolo, il nemico della nostra anima vuole tenerci incatenati a questa vita che non porta a nulla, Signore. Ma se io capisco bene della tua parola, dici che tu hai spezzato queste catene, dici che ci hai perdonato tutti i peccati, tutti, quelli che abbiamo commessi nel passato, quelli che commetteremo oggi e quelli che commetteremo nel futuro. Signore, spezza questa catena in modo che le persone capiscano chi tu sei e quanto tu li ami. Libera, Signore, le anime che ancora non ti conoscono. Tu vuoi che io preghi per te? Io voglio darti l'opportunità, non sono che io prego per te, ma la Chiesa preghi per te. Se tu senti che il Signore ti ha toccato in qualche punto della predica stamattina, io ti prego di alzare la tua mano e riabbassarla subito dopo. Dio ti benedica là dietro, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, nel nome di Gesù, Dio ti benedica là dietro. Tu senti che il Signore ti sta chiamando a partecipare del suo piano. Stai dicendo: Signore, io fino ad oggi ho avuto un'idea di quello che era il tuo piano per me. Io oggi voglio far parte della tua casa. Non lasciare perdere questo momento. Se tu hai paura o vergogna, fatti aiutare da qualcuno, digli al tuo fianco: prega per me. Ma io voglio che tu alzi la tua mano nel nome di Gesù. Permetti che il Signore possa sigillarti col tuo spirito. C'è qualcuno che vuole? Dio ti benedica là dietro. Amen. Gloria a Dio. Dio ti benedica. Amen. Alziamoci tutti in piedi. Io invito il gruppo di lode qua davanti già a cantare. E mentre noi canteremo l'ultimo canto, tu che hai alzato la tua mano, io ti invito a venire qua davanti, noi pregheremo insieme, ok? Quante volte, io mi ricordo quante volte quando il mio pastore predicava e io dovevo andare davanti a rispondere all'appello, dicevo: Signore, mi vergogno. Ed è veramente a volte una vergogna, però voglio ricordarti una cosa. Non è il fatto che tu sei parte di una famiglia cristiana che tu sei credente. E Gesù, quando è morto sulla croce, è morto completamente nudo. Non aveva vergogna di me, neanche di te. E quindi Lui vuole che tu non ti vergogni di Lui. Perciò se tu hai un po' di vergogna, chiedi alla persona vicino a te di farti accompagnare qua davanti. Ok? Tu che hai alzato la tua mano, non avere vergogna del Signore. Perché c'è una grande promessa, dice la parola di Dio, che quando noi ci presenteremo nell'eternità, se noi non ci siamo vergognati di Lui, Lui ci riconoscerà davanti agli angeli. Che roba, gente!
tutti gli angeli riuniti davanti al trono del Signore, lui ci dirà: questo è mio figlio, io voglio onorarlo per la sua scelta, perché lui non ha avuto vergogna di me e io non ho vergogna di lui. Tu che hai alzato la tua mano, non lasciar perdere questa chiamata, fatti accompagnare. Amen. Se tu hai sentito che il Signore ti chiama a una riconsacrazione, ok? Vieni qua davanti nel nome di Gesù, non avere vergogna. Lui può fare attraverso di te molto di più di quello che tu pensi e che tu credi. Amen.